Micaela Faggiani, autrice del libro Il rumore delle parole, Instant Book per Giulia e le altre. Parliamo perciò di violenza di genere. Micaela Faggiani, come nasce il libro è scritto nel fatto che appunto è per Giulia e per le altre, ma qual è il messaggio che si vuole dare? Allora, grazie, buongiorno a tutti. Dico subito che non l'ho scritto io il libro, anzi sono state 38 donne che in anonimo hanno voluto raccontare le loro storie di violenza quotidiana, purtroppo violenza psicologica, fisica ed economica. L'idea del libro è proprio quello di far buttare fuori alle donne quello che sono appunto, come dicevo prima, le violenze quotidiane, perché questo sia un punto di partenza per raccontare, per sensibilizzare, per informare, per spiegare appunto che la violenza purtroppo è di casa, e questo vuole essere un punto di partenza per poi cambiare il mondo e migliorare questa società a partire anche da una consapevolezza. Queste storie sono state fatte in anonimo, accanto alle storie 10 illustratrici che hanno interpretato anche graficamente queste forme di violenza. Un libro che tra l'altro è stato una reunion, una rete tra associazioni, Cantiere delle Donne che io rappresento e sono la presidente, Riviera Donna, e tutto questo realizzato, i proventi dei diritti d'autore andranno al gruppo Polis che sta aprendo la terza casa di fuga per donne vittime di violenza. Tutto questo ci ha creduto l'azienda Lundbeck, un'azienda farmaceutica di Milano ma con sede a Padova, che ha come amministratore delegato una donna, e edito da Cleup, che è la libreria universitaria. Il libro è stato firmato a cura di Daniela Rossi, che ci ha aiutato appunto a sistemare le storie che nascono da una call to action che abbiamo lanciato proprio come associazione Il Cantiere delle Donne. E per chiudere, l'introduzione a firma del presidente della regione del Veneto Luca Zaia, da sempre vicino a queste tematiche, e la prefazione realizzata dalla vostra caporedattrice Elisa Billato, che è la prima caporedattrice donna di Rai 3 Veneto e che quindi ha voluto fortemente esserci anche lei all'interno di questo libro, che vuole essere appunto un punto di partenza per migliorare le cose. Il messaggio è di continuare a fare rumore su questo tema. Assolutamente, perché appunto noi vogliamo fare rumore per far sentire quella che è una realtà. Dico solo una cosa: quando ho fatto leggere il libro a mia mamma, la prima cosa che mi ha detto: ma è vero che succedono tutte queste cose? Ecco, questo un po' simboleggia tutto, ossia che probabilmente sentiamo parlare della violenza, ma non sappiamo che veramente è dentro le case, purtroppo è vicina alle nostre case, vicina alle nostre famiglie, alle nostre persone. Quindi dobbiamo estirpare questa cosa, far capire che si può fare. Noi l'abbiamo fatto in piccolo mettendoci in rete, facendo rumore, che un po' ricordiamo è quello che aveva allora chiesto anche Giulio Cecchettin a suo tempo. Dobbiamo davvero continuare a fare rumore su questo tema. Grazie davvero. Grazie, buona giornata. Micaela Faggiani, Il rumore delle parole. Ora parliamo di arte, parliamo